the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. Sindaco, anche lei alla Corsa delle Befane di Salzano? Ci mancherebbe una giornata del genere, serve anche ai sindaci un po' di attività fisica, ci mancherebbe altro. Si è allenato? Oggi è la giornata giusta per iniziare l'allenamento. Tantissima gente, vuol dire che l'obiettivo è centrato. Soddisfazione, molta soddisfazione effettivamente, è un'iniziativa che sta ampliando sempre nei numeri, si sta ampliando, quindi è importante. Questa è la quinta edizione e fortunatamente sta andando bene, abbiamo avuto più di 1200 iscritti, dunque al di sopra di tutte quante le nostre aspettative. Ringrazio soprattutto i volontari perché se non ci fossero stati loro non saremmo stati in grado di poter organizzare questa manifestazione. E allora come sono stati questi? Bene, divertentissimi. Poi con il passeggino, insomma, dormiva da Dio con le vibrazioni, quindi tutto ok. Prima donna degli 11 km, sta per tagliare il traguardo. Come sono stati questi 11 km? Duretti perché ero un po' stanca dall'allenamento di domenica che sono andata sul Montello, però belli, soprattutto l'ultimo chilometro nello sterrato che a me piace molto. Assessore Manente, è preoccupato? Il prossimo Consiglio Comunale il Sindaco lo vuole fare di corsa? Bene, allora ci adegueremo alle volontà del nostro Sindaco e ci prepareremo per il prossimo anno a questa bellissima manifestazione organizzata dalla Proloco e dalle associazioni del Comune di Salzano.